13 giorni di preparazione in vista del 13 giugno, con pellegrini che dalle diocesi del Triveneto si uniscono ai fedeli che arrivano da ogni parte del mondo. Dal 31 maggio inizia il cammino che porterà con la comunità dei Frati del Santo i devoti alla festa di Sant'Antonio. Davvero un bel cammino che ci permette di scoprire, di guardare a Sant'Antonio anche dal punto di vista delle nostre chiese locali. Ecco, sono tantissimi i fedeli pellegrini nel Triveneto che amano Sant'Antonio, di Sant'Antonio hanno un'esperienza particolare ed è suggestivo poter mettere in comunione questi vari punti di vista che ci permettono di riscoprire la ricchezza del nostro caro santo. Due vescovi, uno originario del Padovano nei primi 2 giorni della Tredicina, domenica 31 maggio, padre Marco Tasca, francescano, arcivescovo metropolita di Genova, il 1 giugno la diocesi di Belluno con il vescovo Renato Marangoni. E per la prima volta ci sarà il vescovo di Trieste con la sua diocesi, al quale abbiamo rivolto l'invito che è stato subito accolto anche nel nome del nostro padre Placido Cortese, che proprio a Trieste ha perso la vita come testimonianza di dono. Ecco, credo che sarà una bella visita che ci potrà rinsaldare nella comunione. Altro appuntamento ormai consueto, bello, è quello della presenza del cardinale Matteo Maria Zuppi, che sarà domenica 7 giugno sempre alle 18, così come il 2 giugno il vescovo di Trieste sarà presente alle 18. Il 7 giugno, nella messa delle 11, un appuntamento particolare, la messa in basilica per i genitori colpiti dalla perdita di un figlio. Mercoledì 10 giugno al Santo sarà presente il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia.